Ma non doveva essere aperto. Ho un macello di cose in macchina accumulate, speravo di riuscirmene a... Pensava di trovare aperto? Sì, pensavo di trovare aperto, sì. Perché aveva avuto informazioni in merito? Avevo letto il decreto del Presidente della Regione che era aperto oggi. Avevano detto che si sarebbe potuto portare al CERD. Ma ci hanno detto che era aperto. La nuova ordinanza regionale prevede lo spostamento dei cittadini per andare all'ecocentro e così stamattina i centri di raccolta sono stati presi d'assalto dai molti che volevano conferire ramaglie o altri rifiuti ingombranti accumulati nelle lunghe settimane di isolamento, anche perché in tanti hanno approfittato della permanenza forzata a casa per sistemare giardini e terrazzi, sgomberare garage, effettuare lavori di manutenzione. Peccato che stamattina gli ecocentri fossero chiusi. Impossibile, dicono le società, aprire dalla sera alla mattina. Ore febbrili quindi per organizzare le riaperture che avranno modalità diverse a seconda dell'azienda. Savno, gestore dei servizi in 42 comuni trevigiani, aprirà tutti i centri già da domani, potenziando per la prima settimana orari e servizi. Contarina, operativa in 49 comuni della Marca, sta lavorando per aprire il prima possibile. Chiaramente dall'oggi al domani non si può, non è praticamente organizzabile la modalità con cui far fronte all'afflusso, al primo afflusso che c'è. E una cosa sicuramente che posso dire è che i calendari con gli orari e le date, i giorni della settimana per ogni ecocentro di ciascun comune rimangono quelli. Nelle modalità verranno aperti, verranno comunicate a ciascun comune, ciascun sindaco di questa apertura, chiedendo anche la disponibilità di collaborare nel regolare e anche limitare l'afflusso, perché chiaramente se tutti vanno appena aperto non si può, si creerà una coda, si creerà un afflusso che è, direi, piuttosto contrario alla modalità per cui, al motivo per cui si limita i movimenti, gli spostamenti delle persone. Quindi dobbiamo cercare di contenere e limitare. Anche Veritas è al lavoro per riorganizzare l'apertura degli ecocentri, che dovrà avvenire nella massima sicurezza sia per i cittadini che per i lavoratori. Le modalità verranno comunicate nei prossimi giorni. Zaia intanto ribadisce: gli ecocentri sono aperti e quindi ricevono tutto. Perché ancora non si sono adeguati, ma nell'ordinanza c'è scritto che gli ecocentri devono ricevere, intanto li abbiamo fatto per il verde, ma insomma se uno arriva con una lavatrice vecchia, la porta all'ecocentro, non è che gli dice non è un albero, poi riportatela a casa.